Buon pomeriggio amici sportivi, benvenuti allo stadio Mario Battaglini di Rovigo per il nono turno del campionato d'eccellenza fra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Sitaf Lions Piacenza. Dunque ultima d'andata per la squadra rossoblu. Giochiamo veloci con Matteo Ferro, ci prova lui, ci Avanti, va avanti, di peso, ragazzi. potenza e collisione. Di conseguenza è stato molto difficile riuscire a fermare un... Deve essere ancora oliata bene, soprattutto nell'ultimo blocco perché nei primi non c'è problema, anche se non contesta Piacenza in questo caso. Noi stiamo avanzando in maniera poderosa, il pack rossoblu si andava meta. oltre ed è oltre a Rovigo nel 2007. Parte Stefi al piede, bella, centrale, pulita, altri 2 punti aggiuntivi, che speriamo sia altrettanto per Piacenza, nell'infilare l'H. Calcio è bello, deciso, dritto. Siamo stabili, piano, con calma. E cominciamo ad avanzare in maniera netta. Rovigo guadagna metri. A destra abbiamo preso bene. E stiamo andando in maniera molto netta. La mischia. Matteo Ferro è meta. Tecnica, volendo. Quella è meta, è quella. Sicuramente non avrà difficoltà a trasformare, a far diventare un +2. Per il veneziano. Grandi voci di mercato su di lui. Anche qua bravo Boggia a resistere al placcaggio di Cocchiaro. Buono questo, eh? Eh sì. Muoviamo. Roscoe McCann, Edo Lubian, la meta del bonus per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Edo Lubian non ha avuto nessuna difficoltà a segnare questa meta. Stefan non la mette. Alberto, Stefan Basson nel ruolo di mediano di mischia. Per Boggiani. Bordonaro. Ancora Boggia. Boom. Scaraventato indietro. Anche per lui garage chiuso, eh? Muoviamolo Vale, Gullo Zanini, Leonardo Mantelli, Francesco Menon, eccoci qua, è doppietta. Uguale a prima. È doppietta. Manca solo Fraser, vediamo se anche lui verrà... La mette Stefan, questa è buona. Sì. Sì. No, in realtà no. Poi riusciamo un po' a far girare d'esperienza, però alla fine perso. il possesso arriva a loro. Zucconi, attenzione, si muove Piacenza, è forte a segnare. Trova o è forte o è il... Comunque ricorso Mogliano, meglio con quella partita, per cui Mogliano adesso avrebbe praticamente 36 punti. 36 punti e sarebbe il secondo in classifica. Intanto finisce qui il match. Vince la FNCZ Rugby Rovigo Delta per 33-10 sul Lions Piacenza.